Buongiorno Renzo. Cari telespettatori, Era un po' che non facevamo il sì, nostro signor Maggi, spezzetto. Perché tu sei impegnatissimo, tu sei uomo politico per antonomasia. sono diventato pigro. Non è vero, io ti ho visto in fotografie nelle prime pagine perché la tua passione rimane la tua passione. Sì, ma lei che è uomo di mondo e non per questo è mondano, però lei che è uomo di mondo sa che la nostra provincia ha 32 comuni che vanno al voto. Di cui quanti da solo c'è che con un unico Ce ne sono candidato? credo 5 che hanno un solo candidato. Tu sai che io sono basso polesine eccentrico, da noi solo Loreo è Sì. dei 3 comuni dove si va a votare, anzi 4 comuni, c'è anche Papozze. Anche Papozze? Ma poi c'è la vostra, adesso voi ognuno poi si chiude a casa sua e guarda le cose sue, ma il ruolo del Basso Polesine per il futuro della provincia di Rovigo è fondamentale, sai? Beh, anche però la destra Po, diciamo, con la superstrada, con le 2 innesti delle autostrade, con la logistica Amazon e non solo, con la ZLS. È la ZLS che finalmente è stata... In teoria. È stata finanziata. La ZLS sarà una bella opportunità. La zona logistica semplificata ha un incentivo finanziario. Sai qual è l'incentivo finanziario? Che non pagano tasse, c'è una riduzione delle tasse, quindi invece di dargli gli skei gli fa pagare meno tasse. Questo dovrebbe tra l'altro aiutare. In una zona logistica importante, perché come ti ripeto, una strada, 2 autostrade che si congiungono. Ma non è questo male. Qua sarebbe non è per niente male. Gli 80 milioni di euro però sono per la provincia di Rovigo e per Venezia, quindi non posso neanche dire che sono pochi o tanti perché non abbiamo però vuol dire che paragoni, chi viene a fare un investimento, visto gli spazi ci sono. A proposito, hanno sistemato il discorso di Arquà, il macro lotto lì che sistemato lì, nel senso che c'era un fallimento. Sì, ma il grande lì la società proprietaria dell'area industriale era il fallimento. Il fallimento è all'interno del comune di Badia, che ha circa 700.000 metri quadrati che sono entrati in un fallimento e non riescono a sbloccare. Badia, no, qua il macrolotto è la società. Il problema è che l'opportunità è che la nostra provincia ha molte aree a disposizione, moltissime, quindi per questo si guarda a Vicenza, a Verona e a Padova, soprattutto a Vicenza e a Padova, perché le imprese che trovano difficoltà, che in teoria trovano difficoltà, vengano qua. Ma noi possiamo... qualcuno diceva, la provincia di Rovigo rispetto alle altre province può solo crescere. Assolutamente. Quindi questo è un bel vantaggio. E nel Basso Polesine che sviluppi industriali non ce ne sono, però c'è uno sviluppo di allevamenti intensivi. Tu cosa ne pensi? Dopo ti dico quello che penso io. Diciamo che anche l'allevamento intensivo è un allevamento industriale. Sì, però... Tu dici mangia territorio... No, a parte quello, perché poi il nostro è un territorio intensivo per territorio vocato a questo. Sì, appunto. Però la nostra vocazione turistica, che qualcosa si sta muovendo, questo non l'aiuta, secondo me. Su questo non hai ragione, hai ragionissimo, perché l'importante è che il tutto stia armonicamente nella nostra provincia. Devo dire una cosa però, la vocazione industriale è nel centro dell'Alto e del Basso e dell'Alto Polesine, però è vero, io ho quello che dici, cioè c'è una notevole crescita del bed and breakfast, del cosiddetto turismo slow. Perché perché ho degli amici che si sono cimentati in questa avventura, questa primavera è stata veramente... Però appunto, come si sposa il discorso degli allevamenti intensivi? Allora, biometano, biogas, allevamenti di polli, però non disturba, sai. Però no, fa inquinamento odorifero, quello sì. Ecco, l'inquinamento odorifero per togliere l'inquinamento odorifero basta che gli impianti siano fatti bene, senza
E quindi questa è una sfida, siccome non è che costano tanti soldi le autorizzazioni, questa è una sfida delle amministrazioni comunali che devono imporre e far rispettare. Però guarda, c'è un'azienda importante di Portoviro, all'avanguardia, con decine e decine di dipendenti, però non riesce a togliere. Che fa è impressionante, e a questo punto, visto che tutti reclamano, se non riescono a intervenire vuol dire che non è facile intervenire. Poi dopo in Italia c'è sempre il volano, cioè cominci a bloccare uno e ci metti 20 anni prima di bloccarlo. Può darsi che però non vogliano spendere, mi permetto. Sì, no, probabilmente c'è qualcosa, però il fatto è che da anni c'è questo problema, e da anni c'è il problema dei polli che fanno, gli allevamenti di polli che fanno inquinamento odorifero soprattutto. Com'è sofisticato lei? Inquinamento odorifero? Sì, ma perché tutti lo sottovalutano. No, hai ragione. No, ma è la prima volta che sento definire così bene. Sì. Inquinamento odorifero. Quindi volevamo parlare. È scritto come la puzza. Volevamo parlare delle votazioni, parliamo dopo. Va bene. Intanto bentornato, amico mio. Allora, quindi bentornato professor Maggi. Ritorno sulla mia frase che ho detto prima, secondo me emblematica. La provincia di Rovigo può solo crescere. Su questo io e il professor Maggi non solo siamo d'accordo, ma siamo un cuore, un'anima sola per farla crescere. Bravo. Vediamo come crescere. Lo scopriremo. Arrivederci, buona giornata. Solo vivendo. Lo scopriremo solo vivendo.